Ho preso una bella bidonata. Secondo me d'ora in poi è bene ragionare con la nostra testa, perché qui si tratta di bande di ladri. Di ladri, no, non c'è più niente da fare, sono dei truffatori. È solo una delle tante voci di azionisti di Veneto Banca venuti a sfogarsi all'incontro con Federconsumatori a Treviso. Molti scuri di chi ha capito che gran parte dei risparmi di una vita sono irrimediabilmente perduti. Ci sta rimettendo molto. Beh, abbastanza, è una vita che risparmiamo per poi trovarsi così, mentre che ho la figlia che lavora mezza giornata solo. Nessuno lo dice apertamente, ma qui chi perde dai 100 ai 200 mila euro di media. E molti stanno cercando di capire come salvare il salvabile. Una lettera di diffida che noi inviamo per ciascun azionista, dove l'azionista spiega quali sono le responsabilità della banca nel suo singolo caso, quante azioni sono state acquistate e quando sono state acquistate, e mette in mora la banca. Un modo per fissare chiaramente la situazione, che poi potrà essere discussa con una transazione concordata oppure per via legale. Ma il vero nodo attuale è la sopravvivenza di Veneto Banca, legata al voto dei soci sul passaggio o meno in SpA. Non è così scontato il dover passare alla SpA. Si potrebbe anche dire diventiamo più piccoli, rimaniamo società cooperativa. Sì o no? Io voterò sì. Sì, a questo punto è l'unica... È il male minore. È il male minore, esattamente. Dagli studi che noi abbiamo risulterebbe che con la capitalizzazione si possa garantire un futuro a questo istituto. Intanto tutti si chiedono come mai non c'è azione legale nei confronti di chi ha portato Veneto Banca a questi risultati. Non mi fate esprimere. Non mi pronuncio. Direi cattiveria. Non dico niente di questo. Troppo arrabbiato. Abbastanza.